Udine, città millenaria, viene nominata per la prima volta nel 983 in un diploma dell'imperatore Ottone II. E il cuore di Udine è Piazza Libertà. Le fontane nel passato erano importantissime, corrispondevano al progetto di portare acqua potabile alla popolazione. Anno terribile il 1511 per la città. E anche dopo il pericolo della peste, la vita ricominciò a scorrere. Una storia racconta che Attila, flagellum Dei, mezzo uomo e mezzo cane, arrivato a Udine dopo aver incendiato Aquileia, per godersi lo spettacolo, ordinò ai suoi uomini di costruirgli un'altura. Che sia stato originato dallo scavare degli elmetti dei soldati di Attila, o che al centro del lago vivesse un mostro finché un santo guerriero non lo uccise, forse sono cose non del tutto accadute. Ma vero è che, nella depressione sotto il maniero, si raccoglievano le acque delle rogge fino a formare un piccolo lago. I patriarchi scendevano dal castello per andare in barca sul mitico lago. Poi si prosciugò e del Zardin Grande, quello che si vede oggi, ha preso il nome di Piazza Primo Maggio.